Quando mi sono iscritto a un corso di ballo, a questo corso di ballo cercavo di imparare a ballare perché credevo di essere duro come un palo e quando andavo a ballare in discoteca saltavo invece che ballare e quindi volevo smuovermi un pochettino, sciogliermi. Ho cercato su Facebook alcuni gruppi di ballo, ho sentito un po' di persone, ho trovato molta gente che vuole imparare da zero, che vuole divertirsi, gente semplice, maestri bravi, con passione, che cercano di correggere tutti gli errori e farti provare anche cose nuove, quindi ti danno lo stimolo per continuare. Mi piace il metodo perché ci sono dei momenti molto scolastici in cui il ritmo è fermo e si spiega, ci sono dei momenti in cui si prova e quindi per chi è completamente nuovo della cosa riesce a imparare step by step e poi perché alla fine c'è sempre un momento con o senza musica o senza nessuna indicazione con la quale si può provare, anzi si deve provare e quindi si è portati a passare da non saper niente a saper fare qualcosa. La serata del martedì sera, la serata settimanale dedicata agli allievi è molto utile perché permette di uscire da quello che è il metodo scolastico. Invece di avere i maestri che danno il tempo e che ti dicono cosa fare, sei tu che devi provare a fare qualcosa, quindi esci dalla comfort zone e devi buttarti tu a provare a fare qualcosa, quindi a sviluppare da solo quello che hai imparato durante gli altri giorni e serve anche per sedimentare quello che abbiamo visto durante la lezione. Consiglierei questo corso di Aquí se baila perché mi sono trovato bene e se sono riuscito a iniziare a ballare io penso che chiunque possa cominciare a farlo. E è semplice, è facile, quindi è per tutti, credo.